Hanno festeggiato il 25 aprile, anniversario della liberazione, dai giardini delle loro case, passandosi un microfono per alternare musica e letture di testi. È l'esperienza messa in scena questa mattina da un gruppo di una decina di residenti del condominio Terra e Mare in via Simone Occhi a Lido di Venezia. L'iniziativa è cominciata con il dottor Mecichian che ha diretto questa nostra cosa e mia moglie Elena Pradella, che hanno pensato di ricordare il 25 aprile, non potendolo fare attraverso le manifestazioni che solitamente frequentavamo negli anni passati, coinvolgendo gli abitanti di questo nostro condominio. Nel pieno rispetto delle restrizioni e delle attenzioni sanitarie, la performance è andata in scena. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Data fondamentale per il nostro paese. E così è nata l'idea, in questi pochi ultimi giorni abbiamo raccolto i testi, Giovanni, che è il nostro regista, ha collezionato le musiche e ci siamo distribuiti i testi. La splendida giornata di sole e il suggestivo richiamo della spiaggia davanti ai Murazzi e al mare hanno completato l'opera. Una manifestazione degna, diciamo, di una comunità come la nostra che vive in questa città, in questo paese e che vuole continuare a vivere in questa città, in questo paese in maniera libera.